Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Speciale Calciomercato qui su Calcio Napoli. Chi vi parla è Bruno Galvan. Inizieremo insomma questa puntata soprattutto con un'ultima ora adesso di Sky. Il Napoli è vicino praticamente a definire l'acquisto di Salvatore Sirigu, portiere svincolato dalla scorsa stagione dal Genoa, che ha trovato l'accordo con il Napoli per un contratto annuale con opzione. Si parla di un accordo di 700.000 euro netti più un'opzione per un altro anno, e domani sono attese, il calciatore è atteso insomma a fare le visite mediche presso Villa Stuart. Quindi insomma fra Kepa e Navas per il momento insomma spunta il cosiddetto terzo incomodo per quanto riguarda la porta del Napoli. Ringrazio soprattutto adesso Emanuele Bernardo in regia, che adesso ci manda anche al touch insomma la notizia di Sky, che adesso andiamo a leggere, notizia appunto di Gianluca Di Marzio, che dice appunto: il Napoli ha chiuso per Salvatore, il classe 1987 atteso nella giornata di martedì 9 agosto per sostenere le visite mediche con il club azzurro. Sirigu sarà il secondo portiere in casa Napoli, classe 1987, quindi domani ci sarà appunto queste visite mediche. E per quanto riguarda lo stipendio, si parla appunto di uno stipendio di 700.000 euro, bonus compresi, e nel caso in cui il Napoli decidesse di recedere sarà garantito un indennizzo di 100.000 euro. Quindi insomma, come ho detto prima, fra Kepa e Navas insomma, si è fatta avanti questa pista abbastanza calda per quanto riguarda Salvatore Sirigu, e quindi per il momento insomma in Napoli le due caselle del portiere, almeno per Verona, sono attualmente occupate. Vi dicevo insomma sarà una puntata abbastanza speciale, perché se sarete voi tifosi potete anche telefonare al numero che c'è sovraimpressione, oppure fare delle domande anche sulla nostra chat di YouTube. Unica raccomandazione, mi raccomando, messaggi puliti, nessuna volgarità e nessun tipo di violenza verbale, altrimenti saremmo costretti a bannarvi. Allora, andiamo subito con la prima domanda. Daniele Di Stadio: Calcionari 4, ma Navas si chiude dentro la prima di campionato? Ma guarda Daniele, oggi siamo a lunedì. Io credo che se entro giovedì, entro le prossime 72 ore, non dovremmo avere notizie. Credo che Napoli a Verona si presenterà con Meret e Sirigu, e non escludo magari che magari anche Sirigu potrebbe partire titolare. Però fermo restando però che è una soluzione tampone, non nascondiamoci dietro un dito, perché Sirigu non me lo immagino primo portiere del Napoli nella maniera più assoluta. Qualora dovesse essere così, si vede che Napoli ha sbagliato totalmente la propria strategia dei portieri. Per quanto riguarda Navas, vediamo, insomma, io credo sia ancora questo testa a testa fra Navas e Kepa, anche perché poi nelle ultime ore si è parlato anche di un prestito biennale di Navas, ma forse evidentemente non pochi sanno che il prestito biennale non è più contemplato, perché le norme FIFA sono cambiate e quindi il prestito biennale di qualsiasi tipo di calciatore non è ancora contemplato. Quindi se Navas dovesse effettivamente essere il prossimo portiere del Napoli, bisogna trovare una formula con prestito con diritto, un prestito con obbligo e così via. Fermo restando però che Keylor Navas non prende poco, prende un ingaggio totalmente molto elevato da questo punto di vista, e sappiamo insomma il Napoli è sempre molto vivo, sempre molto vivo, insomma, molto attento da questo punto di vista. Mi dice adesso Emanuele che c'è un telespettatore, Sergio Damarano. Ciao Sergio. Ciao, buonasera Bruno. Senti una cosa, Ciao. Bruno, mi fai la differenza tra Deulofeu e Raspadori? Cioè, secondo me, il costo è il doppio quello di Raspadori, ma secondo me come valore è il doppio alla Deulofeu. Cioè, più forte fisicamente, più alto, più forte tecnicamente, ha più dribbling, può sostituire sulla sinistra Varaschelia molto meglio di quanto possa fare Raspadori. Può fare il falso nero, può accompagnare Osimhen molto meglio di Raspadori, ma per quale motivo bisogna spendere 35, 40 e non 15, 17 per Deulofeu? Io non mi riesco a spiegare. Ciao Bru, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ti rispondo subito. Allora, provo ad entrare insomma nella mente del Napoli, fermo restando che non sono il depositario della verità. Io credo che il Napoli abbia voluto puntare sul Raspadori anziché su De Deulofeu, perché magari il Napoli crede che De Deulofeu nel 4-2-3-1 non sia nel ruolo di sottopunta, non sia quello che possa garantire quello che dà Raspadori. Sicuramente sono due calciatori diversi, nel senso che
Raspadori, forse secondo me a livello tattico è leggermente superiore rispetto a Deulofeu perché sa fare un po' di fasi, anche uno che si sacrifica e sa giocare sull'esterno. Mentre invece magari Deulofeu magari perdi in termini di copertura in un 4-2-3-1, però magari ne guadagni gli ultimi 20 metri perché se Deulofeu sta bene, per me è un giocatore che fa la differenza, è un giocatore che lo sappiamo, insomma, uno contro uno secondo me tra i primi 5 del nostro campionato. È un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che sta facendo bene in questo precampionato con l'Udinese. Per quanto riguarda invece il prezzo di Raspadori, questo vale un po' come tutti gli italiani, cioè tutti i calciatori italiani, se ci fai caso. Anche un calciatore normale italiano oggi non lo paghi meno di 10-15 milioni, anche se ha fatto 3 minuti e mezzo in nazionale. Questo è un po' il problema, un problema generale, nel senso che essendoci tantissimi stranieri in Italia per colpa del decreto crescita, da questo punto di vista i calciatori italiani, essendo pochi, quei pochi che ci sono, insomma, le società se le tengono strette e tendono praticamente a farteli pagare. Allora, diciamo anche qualche altra domanda sempre per quanto riguarda situazione Eddie D'Alessi, insomma, situazione Raspadori. Allora, per quanto riguarda la situazione Raspadori, le ultime dicono insomma che dovrebbe esserci un nuovo contatto telefonico tra il Napoli e Sassuolo dopo la partita che Sassuolo ha perso col Modena in Coppa Italia 3-2, dove tra l'altro Raspadori è stato protagonista e negativo perché ha dato vita insomma al gol con il retropassaggio sbagliato, ha dato vita al primo gol del Modena. C'è insomma le parti, quella distanza di 9 milioni che c'era fino fino allo scorso weekend sembra essersi assottigliata, non c'è ancora l'accordo, nel senso che Napoli e Sassuolo ancora non hanno raggiunto l'accordo, però sono molto vicini. Io credo che la volontà del Napoli sia quella di portare Raspadori a Verona. Non so se riusciranno o no, perché ripeto, la tempistica non è semplice. Conosciamo insomma il Napoli non è veloce da questo punto di vista, però l'obiettivo del Napoli è quantomeno riuscire a chiudere questa trattativa, una trattativa che non costerà poco, che Raspadori nella migliore delle cose ti viene a costare 35-36 più bonus, quindi alla fine De Laurentiis è come se avesse accettato le condizioni di Carnevali che ha sempre detto insomma di voler dare la squadra a Napoli, però con le stesse cifre di Scamacca, perché Scamacca è stato pagato insomma dal West Ham intorno dai 35 più bonus, quindi da questo punto di vista il Napoli insomma andrebbe a prendere, ho detto prima, un giocatore secondo me forte, un giocatore che ti garantirebbe 4 ore in avanti. È un giocatore però tutto da scoprire, nel senso che ha delle enormi immagini di miglioramento da questo punto di vista. È un giocatore che mi piace molto perché è un giocatore tra virgolette pulito, cioè nel senso che non lo vedo un ragazzo molto dedito al lavoro, un ragazzo che non è senza grilli per la testa e questo dal punto di vista, da questo punto di vista, quanto De Laurentiis sia molto importante, sia molto importante dal punto di vista di De Laurentiis. Andiamo avanti, Salvatore Tarantino, guarda dire il Raspadori è tutta una sceneggiata come dello Dybala, Rasone e Navas. Allora, per quanto riguarda Dybala, te lo dico subito, non è stata una sceneggiata, ma diciamo che è stata un po' forzata la situazione, nel senso che Napoli è vero che si è informata per Dybala, poi sono uscite storie che l'ha trattato, ma fra una cosa interessarsi e una cosa trattare al giocatore, sono due cose totalmente diverse. Poi per quanto riguarda invece Simeone, devo essere onesto, allora, magari poi verrò smentito, però secondo me se dovesse arrivare Raspadori la vedo difficile per Simeone, ti dico la verità. Ma c'è adesso c'è un altro nostro amico in diretta, Claudio da Mariglianella. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo dire una cosa, io sono totalmente a favore del signore che ha telefonato prima, perché la penso come lui su quanto riguarda Raspadori e Deulofeu. Solo che io mi sono dato una spiegazione diversa, nel senso che Deulofeu non è un investimento per De Laurentiis, mentre invece Raspadori lo è per un'eventuale rivendita, perché lui è giovane, è ragazzo e quindi con Deulofeu non può ricavarne soldi, mentre invece con Raspadori sì, perché il nostro presidente, non lo so se dire purtroppo o no, è molto attento a queste cose. E quindi io di solito sono con il presidente, anche se ogni volta che parla spesso perde una buona occasione per stare zitto.
Però, torno a ripetere, io preferisco Deulofeu. Grazie, buonasera. Ciao. Allora, il tuo punto di vista, è rispettabilissimo. Io credo che alla fine il Napoli, lo ripeto, credo che un Raspadori avrebbe fatto insomma, un colpo sicuramente importante, secondo me tra i più importanti del mercato. Adesso lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Perché sennò alla fine qui sembra che il mercato lo faccia solo la Roma, lo faccia solo la Juventus. Il Napoli, se dovesse realmente chiudere il colpo a Raspadori, mi ha preso il miglior giovane italiano. Questo lo dobbiamo dire. Poi sulla modalità e sul prezzo, magari che può essere tanto, mi trovo d'accordo. Nel senso che io per Raspadori, onestamente, a 40 minuti per me, compreso bonus, per me è una follia, lo dico molto chiaramente, perché per me Raspadori vale non più di 25, massimo 30 milioni. Però ci sta in questa fase di mercato dove effettivamente ti stai avvicinando alla scadenza e qualcosina in più inevitabilmente lo paghi. Allora, andiamo a vedere anche qualche altra, vediamo se c'è qualche altra domanda. Francesco Reale, il pessimismo dei tifosi del Napoli è da tragedia americana, ma cambiate squadra, voi siete gli stessi tifosi che saranno sul carro al momento giusto. Ma Francesco, io ho 37 anni e ti posso garantire che seguo il Napoli, non dico da quando sono nato, però se andiamo giù di lì. Però ti posso dire che almeno per quella data la prendesi più recente, cioè dagli anni 2000 ad oggi, c'è sempre questo sentiment da parte dei tifosi, sempre disfattismo, sempre la stessa storia, no? Cioè, sta anche lo scorso anno, se ricordi bene. Lo scorso anno i tifosi del Napoli criticarono questa squadra, la squadra che poi è arrivata terza ed è andata a sfiorare anche lo scudetto perché ritenevano che gli acquisti di Anguissa e Oaces non fossero all'altezza di Napoli, che le altre squadre avrebbero dovuto stracciarci e così via. Quando poi invece alla fine il Napoli iniziò facendo tutte quelle vittorie consecutive e alla fine poi chi contestava quella squadra alla fine poi si è trovato le ultime partite a fare il tifo per il Napoli perché pensava fosse da scudetto. Quindi ripeto, io sui nomi onestamente non mi focalizzerei più di tanto perché alla fine conta sempre la squadra che scende in campo e così via, perché se facciamo il mercato solamente con i nomi, una cosa, un io per i nomi non è che ci perdo la testa, mi puoi comprare tutti i top player del mondo, ma se non hai un'idea di gioco, non hai almeno, come dire, una proposta di gioco adeguata dove comprare tutti i top player che vuoi tu, ma alla fine non riuscirai mai, secondo me, a vincere le partite, che è poi la cosa che conta più di tutte. Vediamo allora adesso vediamo se c'è qualche altra domandina, altrimenti continuiamo a fare con le notizie. Allora, Fabian PSG, sì, mi ero dimenticato prima che intervenisse Claudio da Marianella per dire la sua. Ma allora, Fabian PSG, anche questo insomma non è una trattativa chiusa, sappiamo insomma quando il Napoli alla fine deve cedere da questo punto di vista è un osso duro De Laurentiis perché sappiamo quanto ci tenga insomma ad essere molto capazioso, usiamo questo eufemismo nei confronti delle società che sono interessate sui calciatori. Certo è che dal punto di vista contabile, e sottolineo contabile, se Napoli dovesse realmente cedere Fabio Arruzzi a 30 milioni ad un anno dalla scadenza, dal punto di vista contabile bisogna fare solamente l'applauso a De Laurentiis, perché significa che ha incassato 70 milioni da due calciatori ad un anno dalla scadenza e credo che poche squadre in Italia siano riuscite a guadagnare tanto. Fermo restando però che siamo sempre in attesa di Skriniar al PSG, che si parla da 3 mesi. Ricordiamo che Skriniar anche lui ha un contratto a scadenza 2023 e la cosa strana è che ribadirò sempre è che mentre a noi napoletani ogni giorno ci hanno ricordato che Koulibaly era in scadenza 2023, che Fabian era a scadenza 2023, che se non rinnovavano doveva smettere il Napoli sarebbe finito, altrove ci sono altri giocatori importanti scadenza 2023, però sui giornali tutto tace, nessuno dice nulla e quindi evidentemente a Napoli le scadenze dei contratti sono sempre un problema, altrove invece vengono insabbiate con notizie per buttare il cosiddetto fumo negli occhi nei tifosi. Sasi Mister DJ, Cassi ottimide del Servetto non è più in orbita a Napoli, un bel centrocampista offensivo, bravo sulle punizioni, cosa che non manca quest'anno. Allora, il nome di Castriot Imeri l'ho lanciato io 2 settimane fa, il Napoli lo osserva, Imeri sicuramente è uno dei calciatori emergenti del calcio svizzero,
è un giocatore che ha una buona confidenza con il gol. Quest'anno mi sembra ne ha fatte credo una decina, non vorrei sbagliarmi. Ed è un giocatore sicuramente in crescita, però io sono dell'idea che se devi sostituire Fabian, in questo momento il Napoli ha troppe scommesse, tra virgolette, devi andare a prendere un giocatore che già conosce il nostro campionato italiano e secondo me poi deve anche capire se vuoi effettivamente sostituire Fabian o no. E mi spiego. Se vuoi andare a sostituire tecnicamente Fabian con un calciatore omologo, quindi dalle stesse caratteristiche, devi andare a prendere un giocatore che sa fare sia il tuttocampista, un giocatore che ti sa essere bravo nel raccordo difesa-centrocampo e ti sa invocare gli esterni. E da questo punto di vista il mercato offre qualcosina. Io onestamente ieri su Twitter ho lanciato una mia idea, che era quella di Dani Ceballos, un giocatore che secondo me per caratteristiche andrebbe a nozze in questo Napoli, un giocatore che sa fare la mezzala, sa fare il sottopunto ed economicamente per me sarebbe un calciatore da Napoli, nel senso che è vero che all'Arsenal non ha brillato, però questo è un giocatore di talento. Per me il talento non si può perdere, il talento lo recuperi se sei forte. È un giocatore che ha un 96, un giocatore che ha solo un altro anno di contratto con il Real Madrid, guadagna 3 milioni netti, ok? Quindi con il decreto crescita il Napoli potrebbe prenderlo veramente per poco o nulla dal punto di vista degli ingaggi, quindi fossi io Cristiano Giungli, se dovessi sostituire Fabian con un omologo, io andrei dritto praticamente su Dani Ceballos. Quando poi invece leggo, perché questo è un nome che è stato fatto, il nome di Nandez, ci andrei cauto, nel senso che Spalletti a inizio stagione ha sempre detto di volere una squadra fisica. Ok, se Napoli dovesse prendere Nandez, io sarebbe poi un'idea di incontrosenso perché poi avremmo Lobotka, Demme e Nandez e solo messo l'Anguissà che supera il metro 85, 1,86 m, adesso non ho l'altezza dell'Anguissà sotto mano, ma faremmo la squadra dei cosiddetti sette nani. Nandez potrebbe essere un giocatore utile, ma non sicuramente nei due davanti alla difesa, bensì lo vedrei se giochi a tre mezzala destra o tutto al più esterno altro in 4-2-3-1 quando magari vuoi avere copertura, ma io a due Nandez a centrocampo non ce lo vedo. Andiamo poi adesso a vedere qualche altra domanda. Vediamo un pochettino. Allora, veramente si riesce a vendere uno come Rabiot, noi non riusciamo a vendere Petagna, è un ass. Allora, per il momento Rabiot non è ancora venduto. Rabiot non è ancora venduto, Rabiot è ancora un calciatore della Juventus. Rabiot guadagna 7 milioni netti, quindi 14 lordi. Quindi il tanto mercato conclamato della Juventus che leggo insomma che deve fare sfracelli insomma al prossimo campionato ha qualche problema perché se la Juventus deve succedere anche poi Rabiot apre e chiudo parentesi quel calcio a Napoli 24 la Juventus non ce ne può fregare di meno sarebbero problemi perché poi a centrocampo giocherebbero non hanno proprio materialmente non credo che Rabiot possa lasciare la Juventus almeno per adesso perché sennò altrimenti a centrocampo avrebbero dei grossi problemi visti gli infortunati. Rilasciando un po' il discorso di vendere Petagna e un ass, io credo che il destino di Petagna, come ho sempre detto e ribadito, non sia per il momento Monza, bensì credo che molto dipenderà anche dal futuro di Arnautovic. Arnautovic che piace molto anche a Manchester United, ha confermato anche il suo agente e quindi potrebbe lasciare i Felsinei. A quel punto non escluderei anche una corsa a Petagna da parte del Bologna. Diamo adesso la linea al nostro amico Luigi da Casora. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera. Senti, volevo chiederti una cosa, ma a posto di Fabian, tu Barak come lo vedesti? Sì. In effetti perché si parlava, no, che Napoli doveva fare il doppio colpo, Certo. Barak Simeone. Oppure a me piacerebbe tantissimo l'ungherese, non mi viene il nome. Szoboszlai. Szoboszlai, bravo. Tu vorrei sapere che ne pensi, perché Nandez più che altro servirebbe, io lo vedo come un sostituto di Lobotka più che altro, ma non di Fabian. Ok, ti auguro una buona serata e forza Napoli sempre. Ciao, ti rispondo subito. Bah, allora, per quanto riguarda Barak, allora io Barak è cresciuto molto negli ultimi 2 anni, facendo un ruolo da trequartista tipico nel Verona, che lui giocava 4-3-2-1 e Barak nel Verona di Tudor
e anche soprattutto nel Verona di Turro, diciamo che con Juric giocava una posizione leggermente diversa, ha trovato il suo habitat naturale perché è un giocatore che ti portava il pressing, un giocatore che ti andava a cucire l'attacco. Io ti devo dire la verità, su Barak ho solamente un dubbio, e il mio dubbio sono dal punto di vista fisico, perché è un giocatore che spesso e volentieri è soggetto ad infortuni. Noi sappiamo che il Napoli già è reduce da una stagione dove una stagione nera dal punto di vista degli infortunati. Onestamente, Barak lo prenderei, però se ci fosse qualcuno un po' più integro dal punto di vista fisico, io preferirei andare su un calciatore che mi garantisce almeno un 30-40 partite. Fermo restando poi che, ripeto, gli infortuni nessuno li può prevedere, però magari analizzando un po' la cronistoria del calciatore Barak, ti balza l'occhio sicuramente questa problematica. Poi per quanto riguarda poi invece Szoboszlai, come sfondi una porta aperta, nel senso che è un giocatore che, almeno per quanto mi riguarda, sono 4 anni che dico che il Napoli deve prenderlo. Poi il Napoli effettivamente già da 4 anni lo segue, ed è un giocatore onestamente però in questo momento non più prendibile. Cioè secondo me l'Ipsia, se noi ci lamentiamo che Sassuolo è una bottega cara, figuriamoci l'Ipsia che effettivamente vive di plusvalenze, fa delle plusvalenze il suo punto di forza, e onestamente credo che Szoboszlai oggi con almeno di 45 milioni non lo prendi, secondo me. Quindi secondo me da questo punto di vista non lo reputo un calciatore per quanto riguarda la Napoli, soprattutto dal punto di vista economico, non tecnico. Paolo Castro dice Barak segna più di Fabian. Paolo, allora dipende come lo utilizzi, nel senso che io credo che il segreto di un calciatore, no? Un calciatore, magari sono dei giocatori che non hanno mai segnato in carriera, poi magari gli viene la stagione che fa 5-6 gol e così via. Tutto dipende sempre dallo schema di gioco che fai. Barak è vero, in carriera ha sempre fatto gol. Se ricordate poi all'Udinese, il primo Barak, insomma, giocava da mezzala, tanto è vero che veniva paragonato molto ad Hamsik, il primo Barak, poi ebbe un problema alla schiena quando al Lecce e così via. Sono giocatori diversi, però ripeto, io andrei su un calciatore che mi garantisce un po' più di integrità fisica. Andiamo da Giuseppe da Pomigliano. Ciao Giuseppe. Buonasera, senta, volevo sapere, siccome si è andato a finire con Sirigu, perché mi sembra che è stato preso, e si è aspettato tanto tempo, quando poteva essere preso tempo fa, e adesso non avevamo questa urgenza del secondo portiere, che poteva anche benissimo iniziare lui già da lunedì a giocare. Invece si è aspettato tutto questo tempo per vedere chi era il primo portiere, sperando che sia uno bravo. Io mi auguro che viene Navas. Però il secondo, siccome si doveva prendere, si poteva prendere anche tempo fa e non aspettare tutto questo tempo. A questo punto tenevamo già un portiere, diciamo, affidabile come Sirigu, perché è bravo, e quindi tutta questa ansia che deve giocare Meret, non deve giocare Meret, diamo Meret, non diamo Meret, secondo me non c'era. Poi un'ultima cosa, a me Sì. stasera ho visto un po' la partita del Sassuolo, ma non lo so se è stata una partita così fatta da Raspadori, però secondo me a me tutti questi soldi non vale quel giocatore. Sarà giovane, sarà pure in prospettiva un bravo giocatore, però spendere tutti questi soldi ci sta ben alto in circolazione, non dico in Italia ma pure all'estero, per la stessa cifra. La ringrazio Va e bene. le auguro una buona serata. Ciao Luigi, ciao. Ti rispondo, poi andiamo poi ai saluti perché il nostro tempo è terminato. Allora, sul discorso Sirico la penso come te. Cioè, alla fine, se il Napoli effettivamente aveva già pensato a Sirico, doveva prenderlo non adesso, ma un mese fa. Ma sono d'accordo da questo punto di vista. Dobbiamo dire che il Napoli sul portiere è in grave ritardo. Per me, magari non tutti saranno d'accordo su quello che starò per dire. Per me la priorità non deve essere Raspadori, per me la priorità deve essere il portiere. Per me, io vorrei che Napoli giudesse almeno uno tra Kepa e Navas adesso. Per me Raspadori è un di più in questo momento, lo puoi anche chiudere tra 7 giorni. Tanti Napoli gli attaccanti ce l'ha, non è questo il problema. Il problema è che
andiamo a Verona con un ragazzo che ha il fucile puntato addosso come Meret. E adesso bisogna vedere, ripeto, io sono d'accordo con il nostro ascoltatore quando diceva che Sirigu poteva essere preso tranquillamente prima, ma su questo sono totalmente d'accordo, perché non credo che su Sirigu c'era tutta questa fila per cui hai dovuto attendere non so quanto tempo. Però ripeto, la verità è che il Napoli sul portiere è in gravissimo ritardo e quindi poi io mi auguro insomma, che possa colmare questo ritardo almeno entro nei prossimi giorni, ma sono molto scettico da questo punto di vista. Vediamo un pochettino, speriamo insomma quantomeno insomma di aver messo una toppa con Sirigu, una toppa temporanea per il portiere e poi vedremo effettivamente poi se il Napoli innesterà, come io sono convinto, almeno un altro portiere per dare poi via libera a Meret. Va bene ragazzi, allora noi siamo giunti alla conclusione di questo speciale mercato, ci ritroveremo domani alla stessa ora. Con noi ci sarà anche Ciro Venerato che ci darà le ultime notizie di calciomercato, perché no, forse magari speriamo insomma ci darà qualche annuncio ufficiale che potrebbe essere insomma, Raspadori piuttosto che un altro calciatore o piuttosto che il portiere. Da parte mia non resta insomma che augurarvi una buona serata e mi raccomando insomma restiamo sempre sintonizzati su Calcio Napoli 24. Buona serata.